distretto veneziano per la ricerca e innovazione è una realtà nata nel 2014 che comprende ad oggi 14 soci. I soci del distretto veneziano nell'assemblea dell'anno scorso hanno voluto adottare il progetto Science Gallery Venice come progetto principale per il triennio 2018-2020, a testimoniare quanto sia importante per loro il buono sviluppo dello stesso progetto. In particolare i soci intendono, tramite Science Gallery Venice, aumentare la consapevolezza del territorio nei loro confronti, facendosi meglio conoscere a Venezia e nel circondario. Nel distretto veneziano per la ricerca e innovazione io rappresento il socio Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il maggior ente di ricerca italiano e vede nell'iniziativa Science Gallery Venice una naturale attuazione della sua cosiddetta terza missione. Infatti, come ente di ricerca, oltre a supportare la ricerca applicata e di base italiana, abbiamo come obiettivo quello di farsi conoscere dalle realtà locali e riuscire a trasferire quanto troviamo con le nostre ricerche e le nostre attività di ricerca presso il grande pubblico ed aumentare la consapevolezza nel taxpayer, in qualche modo, di come riusciamo a spendere i nostri soldi in funzione della società. Science Gallery Venice, per noi del CNR, costituisce il veicolo ideale per far conoscere quello che facciamo nei confronti della società. Infatti, poiché Science Gallery Venice si rivolge particolarmente alla fascia di età 16-25 anni, per noi questo è un bacino di utenza che costituirà i ricercatori di domani.